appunto questo qua è l'European Summer Film Festival, è alla sua 22esima edizione quest'anno ed appunto si svolge, diciamo, nella cornice di appunto la Golena San Massimo, che è un posto, diciamo, normalmente chiuso e che appunto durante questi 9 giorni riusciamo appunto diciamo a rivitalizzare, e appunto attraverso, diciamo, momenti più diciamo culturali, come appunto questo, quindi diciamo presentazioni di fumetti, libri, talk, discussioni, dibattiti, e poi appunto c'è invece la sera un momento, diciamo, musicale. Appunto ad organizzare il festival sono il sindacato degli studenti, che è una lista di appunto rappresentanza cioè appunto sia lista di rappresentanza che diciamo organizzazione di appunto movimento, e poi l'associazione studenti universitari, che invece è appunto un'associazione cittadina, quindi che ha l'obiettivo di muoversi più, diciamo, nell'appunto panorama cittadino rispetto al sindacato, che invece si muove all'interno del contesto diciamo universitario. E appunto poi diciamo insieme a queste due realtà ci sono degli eventi che sono portati avanti da appunto delle altre realtà che sia stanno all'interno dell'ASU che non, quindi ad esempio c'è il Mondeskin che fa delle proiezioni dei film, c'è un collettivo che si chiama Cosmos, che appunto è un collettivo queer transfemminista che in questi giorni darà spazio a dei momenti di appunto diciamo dibattiti, sia dei progetti che vengono portati avanti, tipo questo qua è il primo incontro del Maledetti Fumetti Fest. Ora appunto il Maledetti Fumetti Fest era un progetto che nasceva mi sembra nel 2016, che poi si è fermato, diciamo è attorno al 2018-2019. Quest'anno stiamo provando a appunto diciamo riprendere e fare delle cose insieme. Sicuramente ci saranno degli eventi prossimamente allo Yucca Fest di Piazza Gasparotto, e Claudia appunto ci dà una mano e diciamo nell'organizzazione di questi momenti, e per far partire il progetto abbiamo pensato di appunto invitare Edo Massa appunto con la presentazione del suo nuovo fumetto. Appunto io qua mi taccio, lascio la parola appunto ad Edoardo e a Claudio, e niente, buona presentazione. Claudio Pelia, venga, è il suo evento. Ti devo presentare, no? Non sarò io che presento te. Beh, però tantissimo. Allora, Claudio Pelia, iconic hero, local hero di Padova, Becco Giallo Editore, che saluto e ringrazio, con cui ho avuto il piacere di collaborare, e compagni di bevute. E direi abbiamo detto possiamo partire. Questo è acceso? È acceso? Non è acceso? Sì, è acceso. Cazzo. Compagni di bevute, Cin. Diritto. Buonasera, ciao, grazie per essere qui. Appunto è un ritorno sulle scene di questo Maledetti Fumetti Fest, che fino a qualche anno fa è questo festival itinerante in diversi luoghi di Padova. Siamo stati negli anni in vari posti, in Piazza Gasparotto, al Catai, alla libreria Zabarella. È la prima volta qui, e dopo un reprise, dopo qualche anno di assenza, abbiamo con noi Edo Massa. Tra l'altro il Maledetti Fumetti Fest è molto legato a questa cosa degli studenti, cioè volevo ribadire che il fatto che ci sia Edo oggi qui è una scelta di chi ha voluto organizzare i Maledetti Fumetti Fest, nel senso è uno degli autori nella rosa dei desiderata, diciamo, e siamo molto contenti di averlo qua con noi. Allora, partiamo a botta? Allora, prima di partire, vai, un grande fai voto tutte di le bravura per premesse. Miro. Tu davvero devi stare tutto il tempo così? Sì. Appoggiala Lo paghiamo per questo. Sì. Ok. Tu hai delle braccia Fortissime. Vabbè. Vai, parti a botta. Dove Vado io? No, è tutto. Devo presentarmi? No, ma tu stai calmo. Allora, partiamo un po'. No, non partiamo a monte, però parleremo di diverse cose, ma intanto
Pensi di stare meglio, è il titolo del tuo libro che presentiamo oggi, uscito per Minimum Fax, è il suo secondo libro, ma intanto c'è una cosa che mette insieme i tuoi libri, un elemento ricorrente e strano, no? Che quando devi presentarli, Edo Massa, l'autore di Tutti autistici? Edo Massa, l'autore di Pensi di stare meglio? Sempre con punto di domanda, questi titoli, come mai? Mi stupisco del fatto che io riesca e possa fare dei fumetti, cioè è una cosa... cioè qualcuno mi sta dando veramente la possibilità e... questa in realtà è una risposta sincera. Un'altra risposta è che nel raccontare una storia, nel raccontare un fumetto, si deve sempre tenere a una domanda e per un po' avere il cuore del racconto, e quindi la domanda mi piaceva metterla subito, fin dall'inizio. Pensi di stare meglio, ti anticipa, cioè è la copertina della copertina, cioè ancora di più ti presenta l'argomento del fumetto. Ti piace una risposta? Mi piace come risposta, vedo che ti stai scafando alle presentazioni, ma intanto siete in un sacco, che bello. Quanti di voi hanno letto un fumetto di Edo Massa su carta? Grazie. Vabbè, ce la Tu me l'hai pubblicato, però non va. No, è vero, cavolo, esatto. Ok, facile così. E l'ha letto su PDF, tra l'altro. E quanti invece conoscono Edo Massa su Instagram? Già, dai, qualcosina in più. Ecco, allora, avviciniamoci progressivamente al libro. Vai. Sono più le persone che ti conoscono su Instagram al momento, no? Hai 2 libri in libreria, è naturale che sia in questa epoca che funzioni così. Su Instagram ci sono delle storie col modo di lettura da Instagram, no? Cioè scorrere una vignetta alla volta. Affrontare un libro è una cosa totalmente differente e tra l'altro la affronti facendolo, non è... I tuoi fumetti su carta non sono una trasposizione di quello che fai su Instagram, hai delle impaginazioni, cioè hai una visione della tavola, hai una cosa che su Instagram non è possibile far venire fuori bene. E allora, com'è l'Edo Massa che si approccia a fare una storia su Instagram e l'Edo Massa che comincia un libro? Allora, ciao, ti è piaciuto farlo? Abbiamo quei sassi se vuoi. No, alla fine non Sei troppo vicino, non mi fai male. Sono 2 cose differenti in cui allora per Instagram ci sono abbastanza ritrovato per caso durante la quarantena e che io disegnavo e quindi il formato scorri era perfetto per fare immagini sequenziali, quindi su quello mi sono fatto un po' una palestra. E altrettanto però sempre letto dei fumetti, sempre abbastanza una passione per i fumetti. La differenza, fare una cosa tecnica al volo era anche un po' la volontà del libro, è questa narrazione ellittica in cui quello che succede all'inizio poi è la fine, quello che succede a 2 decimi poi ritorna a 8 decimi, e quindi c'è questa specie di ellisse nella narrazione che più che altro era l'intenzione, la volontà di ok, vediamo se riesco a farlo. Mi sono imbattuto nelle difficoltà di un progetto, di qualcosa di nuovo, di un libro che poi ha un valore contento della mia risposta. No. Lui l'ha letto il mio libro. E quindi no, sostanzialmente come sono stupito del fatto che riesca a fare dei fumetti, sono stupito anche del fatto che possa avere delle challenge da affrontare. Ok. Adesso avviciniamoci all'oggetto, poi ci riallontaneremo, ma intanto ci avviciniamo. Pensi di stare meglio? Punto di domanda. E tra l'altro è una domanda che viene sempre da farti, no? Cioè quando sto citando, cioè, tu pensi davvero di stare meglio, ma questo magari lo diciamo poi. E insomma, questo libro, a differenza, tu sei partito con Tutti autistici,
punto di domanda, che era un lavoro di giornalismo fumetti in un certo senso, no? Cioè a modo tuo, però una cosa vera, cioè sei andato in un posto, hai intervistato persone, eccetera. E questo è il passato al momento. Oggi presentiamo un Edo Massa diverso, forse più simile a quello che leggiamo su Instagram, forse. Sì, sì. E l'oggetto, cioè parliamo di un libro che è internamente corale, nel senso che ci sono un sacco di personaggi ma sono tutti che parlano dentro di te, no? Come cosa. E però è anche un dialogo, è un dialogo con una persona, per cui vabbè, via agli spoiler, parliamo di terapia, per Pensi di stare meglio ci parla di Edo Massa che trasferito a Bologna riconosce delle cose che gli accadono e dei comportamenti che si ripetono, e ha un'amica che gli dà un consiglio. Vai dalla psicologa, cioè dice vai che sei tutto pazzo. E no, sostanzialmente allora sempre con la differenza dal primo libro, in questo caso avevo la possibilità di assumermi le responsabilità, nel senso di raccontare la mia storia, e in quel momento, negli ultimi, adesso sono 2 anni e mezzo, ho iniziato il mio percorso di terapia con una psicologa, e già che c'ero, cioè questa psicologa la stavo pagando, perché non sfruttarla che diventi mia sceneggiatrice? E comunque qua abbiamo Varese, Brianza, cioè siamo gente in corte, deve far fruttare i soldi. Però a parte le gag, sì, l'urgenza della storia nasce un po' da, che poi è quello che chiunque si ritrova a riraccontare sempre la stessa storia, raccontare sempre un argomento, perché continua a capitarle. E quindi nel momento in cui riconosci che questa cosa ritorna, vuol dire che non è che non la stai affrontando correttamente, è che non ti stai ponendo la domanda giusta, nel senso è perché continua a tornare. E quindi il supporto psicologico che io non ho, soldi meglio spesi della mia vita, mi è venuto in aiuto, e da qui nasce l'urgenza del raccontare questa storia, perché dicevo ok, è una cosa che è successa anche a me, è successa a me, ma succederà chiaramente a chiunque, e mi sembrava un buon punto di partenza. Ecco, secondo me non succede a chiunque in questo racconto corale interno che ti accade, non succede a chiunque di avere come riferimenti di voci interne che gli danno i consigli, gli danno i commenti sulla propria vita, avere Batman e la Cripples. Vuoi presentarci questi personaggi del libro? Allora, ci sono diversi personaggi, diverse voci, e la prima di tutte secondo me è quella che dà il titolo al libro, Pensi di stare meglio, e adesso vi beccate 3 minuti in cui parlo di un mio amico, cioè quindi totalmente inutile per voi che non lo conoscete, però è come Claudio Calia, un local hero di dove vengo io, Brianza, Cantù, ed è questo Batte. Questo Batte è un ragazzino che io ho sempre ammirato, perché abbiamo fatto il liceo assieme, eccetera eccetera, e lui ha sempre fatto quello che voleva, è sempre stato molto vittima delle mode, ma delle sue mode, delle sue passioni. Quindi figuratevi, al liceo un ragazzino di 15 anni che scopre il glam rock in una maniera molto macia. Veniva a 15 anni con un top degli Iron Maiden, dei pantaloni di pelle fibrati azzurri e un cappellino di pelle con le corchie. Questo durato 6 mesi, perché poi scopre il rockabilly, e quindi immaginate che arriva sedicenne, incompleto, che stava sempre in silenzio a fumare, e si metteva così in posa, si lasciava guardare, e nel momento in cui qualcuno veniva a parlargli tirava fuori questo pettinino serramanico e si metteva a posto la brillantina. Da lì poi in avanti è diventato un cowboy, e questa cosa lui anche, cioè non solo era la moda, come si vestiva, come si comportava, diventa cowboy, lascia il liceo e diventa, come si chiama, maniscalco, no? Quello che fa i ferri di cavalli, quindi va a vivere
in una fattoria, dorme su una maca, c'è tutta una storia di lui che inizia a sfacciare erba perché chiaramente è così che fanno i cowboy, al suo cavallo, viene a cavallo al bar, c'è un crescendo perché poi lui, la parte importante di questa storia in cui lui è un pazzo, un mitomane, un genio, lui è anche il più grande cazzaro che io abbia mai conosciuto, cioè era un ragazzino che ha 15 anni, oddio no, però tu lo stai registrando, no, Matte, tu sei, allora questo è vero, io so che tu a 15 anni quando mi hai detto che ti sei attaccato all'autobus con lo skateboard, non sei mai andato in skateboard, ti sei attaccato a un autobus, l'autobus si è fermato, ti ha fatto salire ed era la squadra di pallavolo spagnola e tu sei andato negli ultimi posti e hai eliminato tutte le pallavoliste spagnole, io so che questa è una cazzata, cioè 100%, scusami, sei dato il cazzaro. Questo lo dicevo a favore di macchina. E la sua fortuna è stata che con questa storia abbastanza assurda lui va anche a X Factor. Va a X Factor, viene selezionato, fa un po' il suo. Lui era passato da cowboy a redneck in quel momento, quindi faceva cover country degli Iron Maiden, il gruppo erano gli Iron Mice, cercateli, bellissimi. E quindi da lì tutta la narrazione di se stesso con la fama di X Factor diventa realtà. Quindi in quel momento sono sicuro che tu abbia limonato tutte le pallavoliste spagnole. Prima no, ma da lì in avanti è un crescendo di storia. Lui si permetteva, l'ho fatto larghissimo, scusate, lui si permetteva di fare un po' quello che voleva, quindi vestirsi in maniera eccentrica, che c'è nel fumetto. Io me lo ricordo molto bene. Un giorno stavamo camminando, eravamo di fronte a una chiesa, semplicemente perché era nel nostro percorso, lui si abbassa i pantaloni e fa la cacca, così, di fronte a una chiesa, e faccio, Batte, che cazzo fai? E lui così mi guarda e va, ma tu pensi di stare meglio? E lì io dico, genio! Questo relativismo assoluto in cui c'è, tu stai cagando e ti stai liberando, quindi fai quello che vuoi. Io sono quello che sta guardando un tizio fare la cacca, cioè tu hai vinto, io sono un pezzente. E da qui pensi di stare meglio, è rimasto, cioè me lo dovrò tatuare perché mi piace questo relativismo c'è un senso lato, c'è una prospettiva, c'è qualcosa a cui devo arrivare. Scusate, non mi ricordo neanche più la domanda, mi sono appassionato. Ah no, perché è stato bellissimo. Però non ho risposto alla domanda. Però te la stai ricordando. Sì, la domanda era i personaggi. Perché dentro di te. Perché subentrano, io mi prendo delle responsabilità in questo momento una storia, si basa su una storia abbastanza lineare che ragazza incontra ragazza e poi hanno i loro problemini e poi papà si ama. Quello è il sottofondo per raccontare invece tutti i dubbi, tutte le ansie eccetera. Lo faccio fare agli amici, a Batman, che Batman è la rappresentazione del mio maschile, cioè perché Batman sostanzialmente chi è? Cioè, Batman è un eroe positivo? Sì, no, vedo uno dire di no, perché giustamente Batman è quello che ha tanti soldi e piuttosto che investire in infrastrutture, in progetti, si veste con una tutina nera di latex, esce nella notte e va a picchiare dei poveri cristi, cioè violenza, macchinone grosso, cioè la caverna, strano, è una roba molto macia, una roba secondo me della compensazione. Quindi lui è la voce del mio patriarcato che viene sempre sottomessa, cioè c'è un tentativo di sottomissione dalla queer police che cerca di correggermi, che quindi nel momento in cui Batte dice la F-word, e sono registrato, non so se non la dico, la F-word, che in italiano, leggete il libro, scoprirete cos'è la F-word, che non è fuck. La queer police interviene però non hanno ancora comprato il libro, quindi non spoiler, non spoiler. E poi c'è Caterina è un personaggio. Qui mi stai spoilerando la domanda, nel senso che infatti non mi permetto.
ci sono appunto queste voci dentro di te, ma poi questo libro è anche un lungo dialogo, e cavoli, un dialogo in un modo anche che raramente abbiamo visto in un libro a fumetti, nel senso che a un certo punto tu appalti delle pagine del tuo libro a qualcuno. Apriti la bottiglia d'acqua, se il libro ti parla. Continua la presentazione, un secondo. Osserviamo senza metterlo in imbarazzo l'autore che si apre una bottiglia d'acqua per evidente mancanza di altri liquidi su questa tavola. Ecco, guarda, vedi. Che figura, che imbarazzo, che figura, mamma mia. Fresca, vita e salute. Allora, sì, perché il fumetto ci sono tanti personaggi, ci sono io, più che altro è un dialogo con la mia psicologa, cioè nel senso è paziente e psicologa che si confrontano su massimi sistemi, su più temi. E la possibilità che ho avuto era sempre per il discorso che è una storia ellittica. A metà del fumetto ho lasciato 8 pagine in bianco, ovvero ho disegnato un campo e controcampo di psicologa e paziente me, con i balloon vuoti, e ho consegnato il tutto alla psicologa dicendo: dai, riempi di te. Allora, l'intento era meschino, l'intento è quello che ha, credo, non so, se ti hai fatto fare. Chi di voi va in terapia? Ragazzi, comprate il mio fumetto. Siete il mio pubblico. E quindi immagino che tutti voi abbiate avuto il pensiero di: ma che cosa pensa la psicologa di me? Ma secondo me, ma lei pensa che sia pazzo? Ma pensa che abbia ragione o pensa che abbia ragione la Montipella? E quindi io volevo trarla in inganno dicendo: adesso scriverai, la commessa era tipo: scrivi di me, adesso un po' in generale di quello che facciamo, sperando che lei si tradisse e rivelasse quello che pensasse di me. Oggi ho azzeccato tutti con l'interruzione, no? Si tradisse e pensava. Pensava a quel punto. Ci hai provato? Ci ho provato, penserai che sono un analfabeta, e invece quindi quel tentativo, in realtà lei è stata super professionista, bravissima, è stata super professionale, ha dato invece un quid in più che è la reale. Io faccio sistemico relazionale con trattamento MDR, e quindi lei ha dato la parte più scientifica, più formale, quindi è letteralmente trascritto quello che mi ha detto lei e si sposava perfettamente col fumetto. Cioè è stato una botta di culo importantissima. Buona risposta? Buona risposta. E allora, parliamo un attimo dei scarabocchi, i disegnetti, nel senso, come ti permette? mai, infatti. Invece per sottolineare proprio il contrario di questo, nel senso, tu hai un modo di disegnare che sembra molto semplice, ma che sa poi, a seconda di quello che serve, arrivare anche a momenti di realismo, momenti più dettagliati, no? Diciamo, cioè da un sintetico a dettaglio a seconda. Come ti muovi in questo mondo del disegno? 1, e 2, che ti piace, da dove viene? Allora, l'idea è, io non sono un virtuoso della tecnica, un virtuoso del fumetto, di qualsiasi tecnica che sia, però la cosa che mi interessa e mi soddisfa parecchio, stai battendo una birra? Sì. È la possibilità di creare, come se fossero degli interruttori, uno spegnere e accendere alcuni elementi, quindi sia la definizione di un volto, ad esempio,
per creare dei caratteri di associazione o esclusione, nel senso, se io voglio evidenziare lo sguardo stranito non disegnerò più il naso e le orecchie, disegno solamente gli occhi. Se invece è un momento in cui devo narrare che sta trascorrendo tutto tranquillamente, disegnerò tutti i dettagli del caso, disegnerò lo sfondo, disegnerò tutto quanto. Quindi un po' l'idea è che è una cosa che mi piace, non tramite la narrazione, ma tramite il disegno, evidenziare, non tramite sto molto male, ma semplicemente facendo una sintesi, facendo una sottrazione o un'addizione, l'elemento su cui devi mettere il focus. Così come a colori tutto quanto il fumetto, mentre la psicologa è in bianco e nero, quindi si capisce che è un'altra stanza. Sì? No, dimmi cosa volevi sapere. Mi lasci sempre a piedi a volte, ma ci sono. Okay. Allora, passetto indietro, vai track, nel senso, allora, insomma, al momento mi sembra che su Pensi di stare meglio siamo a rischio spoiler altissimi a questo punto, per cui farei un passettino indietro, intanto avvisando una caratteristica del Maledetti Fumetti Fest è di tenere queste presentazioni abbastanza brevi, per darvi il senso del libro che presentiamo e poi per portarvi a questa ritualità. Noi non facciamo questo festival in fumetterie, in festival di fumetti eccetera, ci presentiamo a un pubblico che magari non è quello dei fumetti, no? Abituato alle presentazioni di fumetti, per cui c'è questa ritualità, sappiatelo tutti, delle presentazioni di fumetti, per cui alla fine c'è il libro qui, ci teniamo tantissimo che ci siano i libri quando ci sono gli autori, e c'è questa ritualità delle presentazioni di fumetti, per cui Edo sarà a disposizione per quello che poi è una dedica disegnata e non è un autografo come una presentazione di libri, ma è tutta un'altra ritualità che occupa anche del tempo, per cui ci teniamo a essere brevi, per cui io mi avvio abbastanza verso la fine, non di corsa. Però appunto noi ti abbiamo presentato Pensi di stare meglio, è l'ultimo libro di Edo Massa di cui abbiamo parlato finora, e mi sento che non vorrei fare vincere troppo ancora da questo libro, nel senso che si è capito di cosa parla. Passetto indietro, quello era il mio telefono, non preoccupatevi, passetto indietro, tutti autistici, punto di domanda. Un lavoro diverso ma uguale, ci sono delle cose che tornano e poi c'è qualcosa di totalmente differente, tu che parli di altro, di esperienze di altri. Com'è stata? Allora, è stato semplicemente dovevo aspettarmi questa domanda, dato che tu sei. No, dovevo aspettarmela, dato che sei anche il mio editore di tutti autistici, quindi giustamente me lo chiedevi. Sai quella dopo, Sei un mascalzone. Allora, Tutti autistici è un fumetto che è stato fatto per volontà di persone a me vicine nella mia zona, in cui racconto di questa cascina che diventa un centro diurno e notturno per ragazzi autistici, e quindi racconto la storia di questi ragazzi che sono nello spettro, e qui ci sta la differenza. E per fare quel fumetto è stato, tra l'altro, grande aiuto della psicologa, lo bacio. C'è stato un grosso senso di responsabilità, che è quello del raccontare la storia di altri. Nello specifico caso non solo la storia di altri, una storia che si ha da affrontare abbastanza in punta di piedi, perché nella cascina io potevo sì andare a visitare, eccetera, eccetera, però i ragazzi avevano bisogno chiaramente della loro routine, del loro spazio, tutto quanto, quindi è stato più un parlare con le famiglie, è stato più prenderla sulla larga, cioè prenderla in punta di piedi. Quindi la differenza che vedo è che per assoluto non c'è differenza, che la paura che avevo per quel fumetto è stata quella del non rispettare gli altri. In questo caso la paura era non rispettare me stesso.
È stato abbastanza emozionante, sia tutti autistici che pensi di stare meglio, perché allora in Pensi di stare meglio, quest'ultimo, e rispettare me stesso era anche prendermi seriamente, nel senso è un fumetto fa ridere, è abbastanza comico, però è abbastanza altalenante fra il serio, il dramma e il comico, e quindi c'è quel momento in cui ti soffermi e dici ma sì, vale che mi prendo il mio tempo e lo dico seriamente e non la butto in caciara, perché questa cosa per me ha un valore. Io poi quando sei al bar racconti tipo ho fatto quello, una cosa tremenda, la racconti mentre ridi e scherzi. Quindi la differenza sta nel responsabilità per gli altri, responsabilità per me, ma responsabilità è cool. Un applauso a Simo Panella, direi. Un applauso a Simo Panella e le birre! È stato bellissimo, grazie. Compagni E ok, mi allontano ancora di più dal centro. si allontani. Io ho conosciuto Edo Massa per caso, Ok. prima di sapere che facesse un libro per Becco Giallo, prima di sapere che facesse fumetti. Noi ci siamo conosciuti a Bologna a un evento, a un anniversario del CEFA, in cui io presentavo My Comic in Comics, un libro sulle quelle della pandemia, e Edo Massa faceva lo scribing. Cazzo, sì! No, Noi ci accidenti, siamo- sì! Noi ci siamo conosciuti così. E cos'è lo scribing? Di cosa vive Edo Massa? Esatto, perché poi i fumettisti vivono male, fanno anche Gli espedienti. furti e borseggi. E no, il mio principale lavoro sostanzialmente è scribing, sono agevolatore grafico in italiano, ma sono appunti visivi durante le conferenze, durante spettacoli, durante interventi pubblici. Io disegno sul mio iPad e prendo appunti visivi di quello che viene detto. Quindi immaginatevi che durante questa tour che abbiamo fatto io ero collegato con l'iPad e dietro c'era il mio amico cowboy, la mia psicologa, una serie di immagini che aiutano a creare una memoria fotografica di quello che viene detto. È un lavoro super figo e super facile. Ho avuto la fortuna negli ultimi 5 anni, ho fatto uno spettacolo con Michela Murgia, e lei è stata una brand, è stata veramente è stata incredibile, che era totalmente uno spettacolo improvvisato. Io disegnavo quello che gli diceva live, e è un lavoro onesto, e questo ci tengo, perché non è un infografico, quindi voglio far valere, voglio dare un tono di più a quello che viene detto, perché con Michela Murgia lo spettacolo è una bomba. L'ho fatto anche per l'Epore, io sto a Bologna, l'Epore è sindaco della nostra città, faceva un progetto sul piano abitativo di Bologna, e quel discorso era una merda, quindi lo scribing è venuto una merda, cioè perché è onesto, se tu non dici niente io non riesco a disegnare niente, e si vede, lo schermo è grande, lo vedi che io non ho fatto niente, perché Un saluto al sindaco di Bologna. saluto sì, ma questo lo pubblicate dove? Allora, dove mi sto preoccupando? Quindi, e quella volta ci siamo conosciuti perché stavamo facendo lo scribing e ti ho fatto lo scribing e tu hai spaccato. È stato bellissimo. È la prima volta che qualcuno mi faceva lo scribing. Bellissimo. Ma come ti approcci a questa cosa? Com'è questa cosa? Perché appunto l'Epole, Calia, la Murgia, mi hai raccontato Sembra giusto? È bellissimo. Cosa è successo? Allora, il mondo ci sta dicendo fine o ci sta dicendo... No. La cosa più affascinante è che senza microfono si sente meglio. Ah, sì? Non vorrei dire. Vabbè, allora continuiamo senza microfono e poi... Tanto eravamo verso la chiusura. Andiamo verso chiusura. Tu stai registrando, Milo? Sì, sì. Allora vai, lo porto il microfono. Boh. Vai, cosa mi stai
Stai dicendo? Come funziona questa cosa? Tanta gente diversa, tu raccontare in diretta, dacci un piccolo siparietto di com'è anche psicologicamente, dato che è un po' il tema. Cioè, delle tue cose. Allora, dato che siamo al buio, facciamo un tranello, scambiamoci di posto. Quando ritorna la luce. Volevo fare sta gag. Che ritrova la luce, noi eravamo in un altro posto. Vedi, funziona anche meglio. Come funziona, come si fa? Come lo fai? Vuoi saperlo perché vuoi farlo? Puoi svoltare adesso, puoi svoltare due soldi in più. Ottima idea. No, è una cosa, beh, se vi interessa, se siete persone che hanno a che fare con i disegni, con l'illustrazione, qualsiasi cosa che sia, è una cosa che faccio brevissimo. Nasce negli Stati Uniti, nasce nei tribunali. Non so se ti in mente quando vedete nella courtroom che c'è il tizio che fa i ritratti. Ce n'è un altro che non fa solo i ritratti, fa per la giuria popolare tutta la, perché nei tribunali americani non si può fare audiovisivo, e quindi fa tutto per schematizzato quello che viene detto. Il valore dello scribing è solo per il pubblico, nel senso è, se tu hai ascoltato quello che la conferenza puoi capire, perché a posteriori non ha un valore di informazione, non è un'infografica, quindi funziona solamente per crearti una memoria fotografica di quello che viene detto, perché sennò il discorso ti ricordi l'inizio, la fine, qualcosa nel mezzo e perdi le cose. In quel caso il tribunale è importante ricordarsi tutto. Come lo faccio io? Spegni il cervello. L'idea è quella che tu ascolti, è abbastanza facile, cioè per quello dico onesto e trasparente. Io disegno quello che viene detto, è comunque un mio commento grafico, però io disegno quello che viene detto. E in quello che viene detto c'è tanto gente che si prende tempo e tu in quei momenti morti disegni quello, il vero succo, perché io ho fatto per un po' di palestra al Festival della Scienza di Genova per 7 anni, facevo scribing e illustravo quello che veniva detto. Quindi c'era il premio Nobel che parlava del bosone di Higgs e io non so, io sono bocciato. Ma io sono stato bocciato al liceo artistico pure in disegno. Io per cui e quindi l'idea è in base al relatore, se il relatore è bravo riesce a spiegartelo, io il bosone di Higgs lo posso disegnare anche con un cerchiolino, quello che è, e cioè, se tu riesci a trasmettere, io spengo il cervello e prendo appunto di quello che dici. Se vuoi poi segno no, non sto cercando lavoro comunque. lo dico, però se mi serve. Sì, soddisfatto di questa risposta? Io direi che voi siete soddisfatti. No! Fai il Detto ciò, io direi, io ho paura del momento domande dal pubblico, anche perché vi sto dicendo, da ritualità di presentazione di fumetti, tra pochi istanti Edo sarà probabilmente lì, in una zona attorno a lì dove c'è un po' più luce, a fare delle dediche, per cui potremo approfondire informalmente se ci sono delle domande. Madonna, il fulmine, per cui siamo cambiati. Per cui Edo, no, eccolo. Hai spento la luce pure. Dici. Aspetta un secondo. Per cui io vi ringrazio di essere qui, è tornato il Maledetti Fumetti Fest, siamo qui, siamo in forma, è tornata anche la luce, che bello. Maledetti Fumetti Fest si caratterizza per un rapporto più informale appunto con l'autore, che inizieremo da adesso, siamo qui questa sera. Edo Massa, da Instagram, la psicologia, la terapia, autismo e scribing,
uno fumettista a 360 gradi che sa davvero cosa vuol dire vivere di espedienti come tutti i fumettisti fanno. Grazie di essere stati qui.